Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano. Oggi martedì 26 novembre 2024. Chi parla vostro sparacazzate preferito, ribadisco sempre qua lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. D'altra parte del che non legnoso, il nostro mitico Lorenzo, il nostro mitico regista esauritissimo, perché mi sta raccontando che da 4 giorni che lavora senza un attimo di tregua. Addirittura dorme su un cartone dove c'è scritto: dove c'è Barilla c'è casa. Ecco, pensate un po', quindi una mano al cuore, l'altra al portafoglio, la radiolibertà.org, dove potete dare una mano a far andare avanti questa piccola grande radio. Radiolibertà.org, là c'è il tasto donate, cari amici, chi può e chi anche può di meno, anche 50 centesimi ci vanno bene, perché qua come dice Papa Francesco, non si vive di solo pane, fratelli e sorelle, si vive anche di mangiare. E se vostro papà magna, anche mio amico Lorenzo, quello ci piace mangiare. Ci piace mangiare e senza dinero non si mangia. E quindi, ragazzi, se ce lo dice il Santo Padre, chi meglio di lui può saperlo. Rammentiamo le nostre coordinate: 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta, mentre per i più timidosi abbiamo sempre il nostro canale WhatsApp 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Ok, allora il più è fatto, prima o poi arriverà anche il mio co-conduttore, che scoprirete con la pazienza, se ne avete ancora, chi è più avanti. Non voglio scoprire le carte prima del tempo. Tuttavia volevo dire una cosa, sono rimasto colpito dalla faccenda del ragazzo egiziano di 19 anni, Rami, che è morto dopo un inseguimento che ha attraversato in pratica la città di Milano da nord a sud. Per chi non conosce Milano, i carabinieri hanno iniziato a inseguire questo motorino che non si è fermato a un posto di blocco a Milano Nord, perché via Farini, quello è sì, Milano Centro Nord. L'inseguimento si è purtroppo tragicamente concluso in via Ripamonti, che ribadisco, per chi non conosce Milano, è Milano Sud. Quindi pensate un po' che quale è stato un inseguimento molto lungo e complicato. Tuttavia non riesco a vedere, sono rimasto davvero scioccato quando sento alcune persone dire che i colpevoli della morte di Rami sono i carabinieri che li hanno inseguiti e non questi due ragazzi. Almeno alla guida c'era un ragazzo tunisino che non si è fermato a un posto di blocco. Ecco, io volevo esprimere la solidarietà a questi due uomini dell'Arma dei Carabinieri che hanno fatto solo e soltanto il loro dovere. Se esiste un posto di blocco, ti ci devi fermare, anche se hai addosso 2000 euro in contanti e una catenina d'oro, chissà da dove presi. Io capisco che questi due ragazzi erano, insomma, usciti da poco dal carcere, avevano tutta una serie di precedenti, però la legge esiste a Milano come esiste nel quartiere Traiano a Napoli, dove addirittura un ragazzo che non si fermò a un posto di blocco fu attinto da un colpo sempre sparato da un carabiniere. Ovviamente ci sono le proteste come ci furono a Napoli, ci sono anche qua a Milano al quartiere Corvetto, che è, sempre per chi conosce Milano, un quartiere molto popolare, però è messo in una zona semicentrale di Milano, è a 4 chilometri di andare, pensate un po', dalla Guglia della Madonnina, dal Duomo. Quindi ribadisco la massima solidarietà a questi due carabinieri che hanno fatto il loro dovere. Non sono loro, secondo me, a dover dire o a spiegare quello che è accaduto, ma è il ragazzo tunisino che ora è in ospedale a spiegare perché non si è voluto fermare a un posto di blocco, quale motivo c'era di non fermarsi a un posto di blocco. Io voglio ricordare che in alcune aree addirittura i carabinieri e la polizia avevano l'ordine di sparare a vista per chiunque non si fermava a un posto di blocco. Non si gioisce mai della morte di nessuno, ovviamente è una tragedia quello che è accaduta, una tragedia che non sarebbe mai e poi mai dovuta accadere, però non si può dare la colpa a due signori che stanno facendo solo e soltanto il loro lavoro, a questi due carabinieri. Sicuramente non hanno sbagliato loro. Mi sembra un po' la vicenda davvero del Gambiano che andava in giro
con un coltello per la stazione di Verona e insomma per l'assessore, per la giunta del PD di Verona la colpa è del poliziotto che si è difeso. Siamo davvero al mondo all'incontrario, come dice un famoso eurodeputato della Lega, ex generale, anzi generale dell'esercito ancora in servizio, ma attualmente giustamente per l'incarico che ricopre non esercita attivamente il servizio, quindi assolutamente questa è una trasmissione consacrata al lavoro e anche i carabinieri lavorano, pensate un po' cari amici del PD, e quindi in questo caso chi lavora, chi lavorava, chi lavora, chi presta un servizio sulle strade sempre più disastrate di questo paese a livello di sicurezza, e là è un problema perché al governo c'è il centrodestra, no? Poi ci chiediamo perché si è perso in Umbria, che sarà la regione più rossa che vuoi, però evidentemente la percezione di sicurezza che a Roma hanno dentro qualche palazzo sulla strada non c'è, e mi dispiace dirlo, ok? Mi dispiace dirlo perché noi, chi vi parla ci crede in questo governo, ma non puoi stare chiuso nel palazzo e dire qua c'è la sicurezza e quella, quando purtroppo sulla strada accade tutto il contrario e le frontiere sono tutte tranquillamente aperte. Io ribadisco l'accorato appello che avevamo fatto al governo, abbiamo fatto al governo più volte: se la Germania ha sospeso Schengen, la Francia ha sospeso Schengen, anche l'Italia, se necessario, sospenda la libera circolazione delle persone e delle merci all'interno dell'Unione Europea, perché siamo arrivati a livelli disastrosi. Ancora oggi io ho un signore qua a fianco a me che è stato a Trieste, vi può testimoniare che entra chiunque vuole, forse unico caso in tutte le nazioni europee. Questa è una cosa in cui la magistratura non può intervenire, la sospensione di Schengen. Chi ci sta ascoltando, al Ministro dell'Interno, agisca di conseguenza. C'è un'emergenza sicurezza che si perpetua giorno dopo giorno e non si può far finta di niente. Buongiorno e scusate il ritardo, ma sono stato trattenuto da un posto di blocco, però Mimo si è fermato, pensate un po'. No, sono stato trattenuto dall'amministratore con cui ho scambiato alcune opinioni riguardo a quello che tu stavi dicendo rispetto a Trieste. Chi sta in questo momento ingolfando, letteralmente ingolfando, non il Golfo di Trieste, ma la città di Trieste, sono extracomunitari provenienti dall'Afghanistan, dal Bangladesh e dal Pakistan. Dalla rotta balcanica, che sì, passano tranquillamente il confine tra Slovenia e Italia come se nulla fosse. E fatevelo dire da qualcuno che appunto di confini se ne intende. Insomma, anche io ho avuto in passato una certa conoscenza riguardo ai confini italiani. Sono praticamente un gruviere i confini italiani, volendo possono passare dappertutto i confini. La rotta balcanica è una delle tante, ci stanno quelli che arrivano dal mare, ci sono quelli che arrivano dalle montagne, ci sono quelli che arrivano appunto in treno, in pullman. Ecco, l'Italia d'altronde è un paese che ha un sacco di coste, un sacco di tantissimi chilometri di confine, e non è che appunto li possiamo guardare tutti, però il problema è questo, che quando poi dopo t'arrivano in città, no, e tu li vedi, perché li vedi insomma, cioè se uno vuole va alla stazione Termini, va alla stazione di Napoli, va alla centrale di Milano, o a Torino, a Porta Susa anziché Porta Nuova, li vedi, gli stranieri li vedi, gli extracomunitari li vedi, quelli che non hanno documenti, i sans papiers francesi, no? Io li ho conosciuti tanti decenni fa a Parigi, c'erano appunto i senza documenti. Ecco, c'è gente che staziona, bighellona in queste località che appunto appena descritto, e sono tutti senza documenti. Se uno volesse potrebbe prendere e sicuramente raccogliere, innanzitutto raggrupparli, dopodiché in effetti rimandarli al paese loro diventa un pochino più problematico. Anche perché i loro paesi non li vogliono, è una cavolata queste che si possono espellere nei loro paesi, ragazzi, Sì. non avverrà mai, mai e mai. Quindi la cosa migliore è evitare che arrivino qua. Ma non chiunque, chi viene qua per lavorare, chi viene qua con le carte e regole, è giusto che venga.
quelli Sì. che non devono arrivare qua, sono quelli che vengono qua per fare delle condotte criminose, criminali. È quello che in questo paese trovano tranquillamente riparo. E quello che la gente voleva vedere in questo governo era un cambio di rotta netto. È vero Sì. che la magistratura, questo è verissimo, però uscire da Schengen, cioè mettere una frontiera seria a Trieste, era una cosa che il governo poteva benissimo fare e la gente questo si aspettava. Io ho letto, non mi ricordo più su che quotidiano di ieri, in cui un politico chiaramente di sinistra, che in pratica diceva insomma anche 'sta storia di mandarli, in Albania, a parte che costa un botto di soldi, ma poi proprio mancano i presupposti giuridici per prendere e spedire indietro queste persone. Non puoi rispedire indietro queste persone a botte di decreti. Questo dice, non si possono risolvere i problemi facendo i decreti legge. Io so che per tanti anni ho seguito come appunto rappresentante sindacale, in particolar modo degli ambulanti, la problematica della Bolkestein. Ecco, noi abbiamo ottenuto vari diciamo proroghe a botte di decreti. Cioè, allora non ho capito se i decreti li fa la sinistra va bene, se la fiducia la pone la sinistra va bene, se la pone invece la destra diventa un fatto anticostituzionale, anzi sono loro i primi che si rivolgono alle corti europee, che sappiamo bene quelle che sono le problematiche per quanto riguarda le corti europee, che appunto rappresentano questa Unione Europea che si mette a giudicare se in Italia un pescatore italiano può pescare una vongola superiore come circonferenza a 20 che è 20 millimetri, no? Sì, 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 beh sì. E ragiona appunto sulle cose nostre italiane, sulle nostre cose o sulle nostre coste, no? Italiane o le abitudini nostre, come appunto se fossimo in Danimarca, in Svezia, in Finlandia. Cioè, forse queste persone che in Europa, nell'Unione Europea stabiliscono alcune cose e pretendono di applicarle dappertutto, forse ecco ignorano questo aspetto, no? Ed è quello un argomento appunto che sicuramente deve essere combattuto a livello politico, cioè noi non sta scritto da nessuna parte che si debba politicamente accettare tutto quanto. Allora, come giustamente diceva Federico, io non l'ho ascoltato per intero perché appunto stavo impegnato da altre parti. Se ci sono dei trattati che creano problematiche al nostro paese, No, ma si può tranquillamente sospendere all'interno cioè se del lo fanno trattato gli questo. austriaci, se lo fanno i tedeschi, se lo fanno i francesi, lo fanno qualsiasi ostrogotto europeo, cose varie, ma perché non lo possiamo fare noi? Cioè, ritorniamo a essere padroni di quello che è il nostro paese e soprattutto di quelle che sono le nostre leggi. Però ci sono tanti che dicono che il diritto europeo è quello che prevale Sì, unico su caso europeo e mondiale, perché a chiunque, Francia, Germania, Spagna, qualsiasi paese europeo fa l'esatto contrario e quindi sarebbe l'ora di fare anche noi gli interessi del nostro paese, nonostante magari la magistratura, nonostante tanti poteri che remano contro. Qua non si parla di spaccare tutto, si parla solo e soltanto di far valere il minimo del buon senso, che è cosa che in questa radio, in questo palazzo che ospita la Lega, insomma, è sempre stata il tracciato fondamentale, insomma, ci siamo capiti. Cioè, perché noi dobbiamo difendere con i territori e le nostre genti, dobbiamo difendere il popolo, perché appunto sono un po' di anni che la Lega è diventato un partito non più locale, come veniva inteso una volta, ma è diventato un partito nazionale, cioè un partito che copre l'intero paese e è sensibile alle problematiche e alle necessità di qualsiasi abitante dell'Italia, da Vipiteno a Canicattì. Sì, sì, ma anche un partito No. locale fa questo, attenzione, qua non. Guardiamo la Spagna dove i partiti locali secessionisti sono al governo, di Io fatto però i socialisti sono ancora al governo grazie a tutta una serie di questi partiti locali che fanno il bello e il cattivo però tempo. io prima di parlare di queste cose m'ero portato un trafiletto di un giornale del giorno del 17 novembre, di domenica 17 novembre, e m'ero ripromesso appunto di leggervelo, perché
E visto che questa trasmissione, in particolar modo lo Spazio più, quello dei professionisti e imprenditori uniti, che si è sempre dedicato ormai da 22, io sono 22 anni che faccio queste trasmissioni e mi sono sempre dedicato alle partite IVA e ai lavoratori appunto autonomi. Ecco, una volta tanto voglio spendere una parola a favore di chi la partita IVA non ce l'ha, però appunto è gente italiana, è gente che si è inventata un lavoro. E ripeto, io voglio appunto leggervi questo articolo così voi capite a cosa mi riferisco. La protesta a Bari Vecchia. Le pastaie e food blogger. Le nostre orecchiette sono fatte solo in casa. Le orecchiette fatte a mano e vendute nei vicoli di Bari Vecchia, finite negli spot di noti stilisti come Dolce Gabbana con le figlie di Silvestre Stallone, continuano a far discutere. Qualche anno fa comparvero sulla prima pagina del New York Times dopo le polemiche sulla vendita senza scontrino né lista degli ingredienti. Oggi tornano sotto i riflettori per il sospetto che non siano davvero tutte fatte in casa, ma che alcune siano comprate, industriali e spacciate ai turisti per handmade, fatte a mano. I dubbi sono stati sollevati da alcuni food blogger e servizi giornalistici che hanno parlato anche di scarse condizioni igieniche in ristoranti improvvisati in case private. Per rispondere a quelle che definiscono solo fesserie, le pastaie hanno deciso di scioperare. Ieri con una rivolta, e perciò parliamo del 16 novembre, con una rivolta a intermittenza. In mattinata nel vicolo Arcobasso, di fronte all'imponente Castello Svevo, non c'erano i soliti telai carichi di pasta e farina e neppure le signore con le mani in pasta. Tutto era fermo per protesta, al grido di "qui non c'è nessuna truffa". Ecco, questo è l'articolo che appunto è stato pubblicato sul giorno di domenica 17 novembre 2024. Ecco, io non ho capito dunque, ma noi siamo invasi da interi torpedoni che passano le frontiere, arrivano appunto in Italia da qualsiasi parte, da est, da ovest, da sud, da nord e cose varie. Poi una volta che arrivano qua in Italia, i più onesti si mettono a vendere abusivamente o nei mercati appunto di Piazzale Cuoco a Milano che si svolge ogni domenica mattina. O anche a Porta Palazzo a Porta Torino, a Roma. A proposito di questo, abbiamo già il primo ascoltatore in linea della serata, quindi come da regola, da base di questa trasmissione, di questa radio, diamo voce alla nostra gente. Quindi buonasera, chi è e dove chiama? Sono Max, chiamo dal Veneto. Volevo dire una cosa. Prego. Dunque, se lo schieramento politici fossero, diciamo, a livello di informazione, noi abbiamo praticamente noi abbiamo Libero, abbiamo il Giornale e La Verità e in più qualche trasmissione su Rete 4. La sinistra che dice che siamo in un regime ha la 7 che è completamente dalla sua parte, Sky TG che è dalla loro parte, Rai News 24 dalla loro parte dalla mattina alla sera, Rai 3 che è dalla loro parte dalla mattina alla sera, la redazione del TG1 che non sembra che sia cambiato niente, che ti bombardano dalla mattina alla sera contro il governo. Carissimo, scusami, tutti i giornali del c'è mattino. Anche Radio Rai, scusa se ti interrompo, c'è anche Radio Rai, non ce la dimentichiamo. Tutti i giornali del mattino, tranne i 3-4, anche il Tempo che ho citato, e dicono che siamo in un regime. Inoltre volevo parlare del problema del pensiero unico. E c'è stato un episodio che mi ha fatto capire che tutti i giornalisti della Rai sono quasi obbligati a dire tutti la stessa cosa. Hanno detto tutti che vinceva la Aris. Tutti. Nessuno poteva alzare un dito e dire no. Chissà, forse potrebbe capitare invece io sapevo che vinceva Trump al 150%. Anche noi, carissimo. Anche io noi. lo sapevo, non lo sapevo al 100%, al 200%, va bene? E ora vi dico di più, 4 anni li farà Trump e i prossimi 8 li fa Musk, va bene? E loro per 12 anni la palla non la toccano, per 12 anni non toccano il pallone, va bene così? Perché là in America non c'è la magistratura che interviene e non interviene neanche il pensiero unico che c'è nella Rai, va bene? Allora, siccome che io ho votato per la destra, centrodestra,
A sto punto pretendo che cambino tutti i vertici della RAI come hanno fatto loro quando hanno governato per 10 anni, che si sono presi tutto. Perché a me il pensiero unico della RAI non mi sta più bene, perché la RAI degli abbonati non è dell'Usigrai, come mi è stato detto. L'Usigrai è il sindacato del PD. A me non me ne frega niente dell'Usigrai. Gli abbonati della RAI sono in maggioranza di centrodestra, penso non avremo vinto le elezioni, va bene? Bisogna cambiare tutti i vertici e spostare tutte le trasmissioni, e voglio che Rai News 24 sia diretta da Mario Giordano, Rai 3 che sia diretta da Del Debbio e Rai 1 che sia diretta da Porro, va bene così? Ecco quello che voglio, perché visto che siamo in un regime, allora facciamolo vedere che siamo in un regime. Va bene, grazie. No, regime non è regime, è una democrazia. Però come tutte le democrazie normali, c'è una, che è la nostra, che non lo dico io, lo diceva Norberto Bobbio, grandissimo professore politologo, che l'Italia è una pessima democrazia, ed era uno che insomma era molto lontano da via Carlo Bellerio. Tuttavia noi giriamo il messaggio a chi di dovere, all'elite, insomma a chi è a capo del centrodestra, che sia una cosa vergognosa che nonostante sia cambiato il governo sulla carta, questi continuano a mantenere tranquillamente tutte le direzioni dei giornali, addirittura della TV pubblica. È la cosa grave. Se un media privato può dire quello che vuole, ci mancherebbe altro, ma se c'è una maggioranza politica non riesce nemmeno a inserire i propri uomini, perché questa democrazia si chiama spoil system, cambi le teste. Letteralmente la traduzione è questa. Non si riesce a fare questo. Non si riesce perché non c'è una volontà o si ha paura di qualcosa? Questa è la grande domanda. Magari tu Mimmo mi puoi rispondere. Certo è che io, maggioranza silenziosa del paese, che ha vinto le elezioni più volte, si debba sorbire questi pipponi, questi sermoni mediatici pagando il canone, è una cosa vergognosa. E quindi noi giriamo al potere politico la domanda del perché non si fa e anche la responsabilità di cambiare. Siete là per cambiare. Se siete là a fare le stesse cose di Draghi o fare come il PD, poi la gente fa come in Umbria, vota l'originale. O non vota per niente, perché questo sta accadendo. C'era qualcuno che nei giorni passati diceva che il partito maggiore in Italia a cui lui era interessato era appunto quello degli astenuti. Non vi faccio il nome di quello che l'ha detto, perché sennò gli diamo troppa importanza, anche se quello appunto, cominciando da Vaffa, ha cambiato un attimino quello che sono gli aspetti politici italiani. Chiaramente mi riferisco avendo parlato di Vaffa, mi riferisco appunto a Grillo. Il problema appunto è questo, che questo discorso tante volte l'abbiamo portato io personalmente anche all'attenzione di certa politica dei nostri politici, soprattutto di quelli in ambito Lega, ma di tutto il centrodestra. Chiaramente in Italia certe cose non si possono fare. Lo spoil system qua in Italia non lo puoi applicare. Perché? Perché ci stanno i sindacati. Noi abbiamo i sindacati. No, ci sono gli interessi. C'è anche una certa famiglia di Arcore, dove c'era un signore di Arcore. Per favore fammi finire. Questo pure io sono un vecchio ODM, se non mi fai finire tutto il discorso mi dai solo fastidio e basta. Comunque tante volte, e non contribuisci a quello che è io nel frattempo guardo Amazon con Lorenzo, metti Prime, tu fai quello che vuoi, insomma, però ripeto, io ai miei ascoltatori gli devo dire questa cosa. Noi tante volte l'abbiamo detto, appunto, che volendo, anzi non si può, perché siamo in Italia e comandano i sindacati. Noi abbiamo a che fare con Landini, il segretario della CGIL, che mo si è inventato un altro sciopero generale, e praticamente Landini ha cominciato a starnazzare come un'oca da un po' di tempo a sta parte. Da quando non c'è più il governo amico. Da quando non c'è più il governo amico, appunto. Però appunto in Italia non si può fare questo spoil system, però in compenso, senza poter licenziare nessuno, puoi demansionarli. Allora il direttore generale di una radio, di una televisione, di quel cacchio che è, lo prendi, lo tiri via da quel ufficio con tanto di super scrivania e super, lo mandi giù nel sottoscala e al posto suo gliene metti in altro. E il problema è che bisogna avere gli attributi per fare queste cose, e a parte gli attributi bisogna avere gente che appunto è anche capace di sostituirli. Sicuramente noi abbiamo gente capace di sostituirli, forse però so poco conosciuti. A me piaceva uno di questi, San Giuliano. Io San Giuliano lo vedevo bene, poi lui è cascato su una boccia, insomma. Uno d'altronde deve stare anche attento, d'altronde viviamo in un mondo di lupi, dove se tu appunto non stai attento ti azzannano.
Cioè uno d'altronde quando appunto ottiene cioè, anzi gli assegnano una carica importante, deve anche sapersi guardare intorno, dietro e anche davanti. E San Giuliano ha avuto l'occasione, se l'è giocata male, mi spiace per lui. Speriamo che appunto altri facciano meglio. Però appunto ripeto, il discorso Oddio, è non è questo. che quello che sia avvenuto dopo San Giuliano abbia fatto meglio, eh. Evidentemente è poi il ministro della cultura che porta male, così dicono. Vabbè, ma questo sono tutti i ministeri che portano male, perché tu lo sai, io leggo sempre, io ho sempre raccontato in questi 22 anni che il mio giornale principale era il Menzognero, cioè pardon, scusatemi, il Messaggero, appunto, a cui avevo assegnato sto aggettivo del menzognero appunto da quando avevo 15 anni. Ricordiamo della famiglia Caltagirone, perché la Sì. stampa in Italia appartiene a poche famiglie, questo va sempre ricordato, Però caro io- amico a casa. Io il Messaggero lo leggevo da quando avevo 15 anni, perciò appartenuto a diverse altre proprietà, insomma. Ultimamente mi sto affidando parecchio all'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, no? Perché il quotidiano dei vescovi comunque in tutte quelle sue pagine che c'ha, anche usando solamente piccoli trafiletti, piglia e ti spara giù tutte le varie notizie che, se uno le sa interpretare, sono importanti e interessanti. Il discorso appunto è questo. Lo dicevo, l'ho già raccontato altre volte, ora Federico dirà: mi farà un Era il versaccio. 1900 Ambarapà 2. Io appunto ho conosciuto un deputato che poi è diventato prima ministro e poi sindaco di Roma, che appunto in pratica come ministro dell'agricoltura, sto parlando di Gianni Alemanno, non poteva fare nulla perché nel Ministero dell'Agricoltura dell'epoca c'era tutto un apparato burocratico fatto da gente della vecchia Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano e qualcuno del Partito Socialista. Riuscì a combinare qualcosa quando, grazie a un stretto collaboratore di Gianni Alemanno, fece arrivare merce fresca, gente nuova, cioè 64 nuovi dirigenti che appunto parteciparono al concorso e lo vinsero. Ecco, da allora appunto in quel ministero si è potuto cominciare a fare qualche cosa. Poi ci sono stati i ministri che si sono succeduti, che c'è chi si è distinto di più o meno, insomma. Comunque appunto il discorso è questo: non è vero che in Italia, per quello che sono le leggi sul diritto del lavoro, tu non puoi, è vero che non li puoi licenziare, però li puoi prendere e demansionare. No, se c'è la volontà di cambiare la RAI si può fare, evidentemente no? al palazzo la RAI va bene così com'è. E poi il No, è problema è che perché la forse, gente... forse se la fanno sotto, perché cioè, alla fine dicono, cioè, ma se io faccio questa cosa poi me li ritrovo addosso. Cioè, d'altronde noi lo vediamo, abbiamo l'ex nostro direttore, il mio primo ex direttore di questa radio, sto parlando di Matteo Salvini, è sotto processo perché lui ha fatto il suo dovere da ministro da ministro dell'interno. degli interni e sta passando i guai suoi, appunto. C'è sta condanna, sta richiesta di 6 anni di condanna che pende sul suo capo. Il problema è questo, ripeto, che però che bisogna avere le palle per A fare proposito di certe palle e di cose. condanne, abbiamo una spada che pende sulle nostre teste. Ed è la spada della pubblicità. Pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
È vero. Che hai messo questo perché vuoi affrontare l'altro argomento? No, che si parla sempre di banche e allora, visto che c'eravamo, ho parlato della banca Mercellina, che con tantissimi italiani lo conoscono, Federico Salvatore. Questo è Federico Salvatore che non c'è più, è passato a miglior vita, grandissimo cantautore napoletano, che insomma faceva tutta una serie di incidenti lui, no? Tra cui incidente al Vomer, incidente di qua, tra cui incidente in banca. Chi non ha avuto l'incidente in banca? È questa, visto che si parla sempre di banche, e ti fa anche capire che c'è una certa Italia che è infastidita, che la fila non ne vuole fare. Io conosco il direttore, quindi figuriamoci. Quello è un po' un vizio italico di cercare sempre scorciatoie, amici di amici. Compresi i vari direttori, no, dei canali della come- TV pubblica o privata. Poi, giustamente, se questi qua hanno i soldi per tenere in piedi la 7, auguri a chi la guarda la 7. Però, tuttavia, se c'hanno i soldi per farlo, cavoli loro. Comunque loro sono anche bravi, perché per esempio anche i giornalisti, se c'è non anche Radio riescono- 24, la cosa grave è Sì, Radio sì. 24, Confindustria, pagate con i nostri soldini, perché industria in Italia vanno avanti grazie ai soldi vostri, cari amici a casa, grazie alle sovvenzioni statali. Di imprenditori ce ne sono pochi, erano artigiani, no, di imprenditori ce ne sono pochi. Ma ci sono tanti soprattutto gli prenditori. artigiani, partiti. Noi abbiamo raccontato più volte le gesta degli imprenditori, quelli veri, quelli che si spaccano la schiena per mandare avanti il paese, e quelli solitamente vengono trattati male. Invece i prenditori, quelli che prendono e sanno prendere e basta, sono sempre stati portati sul piatto perché i d'argento. prenditori poi condividono, Federico, mica te lo devo spiegare io. Cioè, chi ma sempre coi prende soliti noti. facilmente poi prende e condivide. No, con quelli che gli danno sto vantaggio Gli fanno il del servizietto. prendere. È normale, insomma. Ecco, no, comunque questo è il paese, caro amico a casa, e è per questo che poi la gente si stufa e succede però non l'umbria. sono mica tutti così, perché per esempio ci sta Repubblica, tu in che contesto lo colleghi? Prendono anche loro? Sì, Repubblica era del prenditore numero uno, la testa numero uno del PD, il grandissimo ingegnere svizzero romano De Benedetti. Io ieri leggevo su un giornale dove si parlava di spettacolo e cultura che, per esempio, una giornalista che non contenta appunto di lavorare per Repubblica, è una firma in sé notevole, come cavolo si chiama? Repubblica, Concita De Gregori, che è passata dal giornalismo a fare l'attrice di teatro. A meno male. È gente che si sa anche riciclare. Ecco, anche noi ci sappiamo riciclare, ragazzi. Pare che abbia avuto anche un parecchio successo. Ieri è stata a Milano. Elkan, se sei all'ascolto, assumici. E io e Mimo ci accontentiamo di tutto, lavoriamo. Sì. Anche a Torino andiamo a lavorare. Possiamo fare anche supplenti della Zanzara. Sì, andiamo, anche noi siamo abbastanza. No, ma noi va benissimo a Repubblica anche uno sgabuzzino, e basta lo stipendio medio che versi a loro, noi ci adattiamo tranquillamente. Se c'è bisogno faccio anche le pulizie. Sì. 0292947222 Elkan 0292947222. Noi siamo in vendita. No, a parte gli scherzi. Però quelli, vedete la potenza economica di un giornale glorioso che comunque ha avuto la sua grandissima storia Repubblica, che ora invece sta finendo male grazie alla guida sconsiderata, perché questo è accaduto. Ovviamente se qualcuno vuole se qualcuno di Repubblica ha qualcosa da dire, 0292947222, che sia un giornale un po' in sofferenza e sotto gli occhi di tutti, quello è poco ma sicuro. Visto che ci sono giornalisti che se ne vanno, potrebbero esserci due giornalisti che arrivano. Noi ricordiamo comunque le coordinate, questo è lo spazio Pio di Radio Libertà. Je suis Mimo Magnetà, Federico Sparacazzate, il grandissimo Lorenzo dall'altra parte del Cheno Legnoso, 02. Pure Lorenzo mi sa che ci starebbe anche lui ad avere anche a Repubblica, sì. Assunzione anche a Repubblica, vero? Passeresti dalla regia alla carta stampata? Sì. Lui ha detto che con la carta stampata ha un ottimo rapporto in bagno. Quando finisce la carta igienica la usa com'è? Sì. È liscia o immediato dopoguerra? No, perché l'altro giorno che c'era l'emorroidi, stava risorgendo, si usava appunto la carta da giornale. Eppure quella dei fotoromanzi, mi ricordo, quella di Grand Hotel. Quella è liscia proprio, non so quanto riesce a prendere. Questi sono, vedete, la vita vera, Radio Libertà, la vostra voce, diamo la voce alla nostra gente. E soprattutto noi condividiamo gli stessi problemi che avete ognuno di voi. Quella carta igienica costa, cari amici a casa, noi ne sappiamo qualcosa, veniva tutta dall'Ucraina, come l'olio di semi e anche quello d'oliva, visto come è aumentato. Quello di salsa arriva dalla Spagna, no? Tutto arrivava dall'Ucraina, noi non lo sapevamo, e persino il maiale non arriva più buono, che ora c'è la peste suina, perché non arriva più il buon porco dall'Ucraina. E io una volta compravo il guanciale, il maiale, lo pagavo 9 euro massimo, ma è arrivato a 24 euro.
perché anche quello arrivava dall'Ucraina. Non Anche lo so. Sì, quello? la matriciana è una tipica ricetta. Non è di- perché aumentate la benzina, No, la il matriciana è una gasolio. tipica ricetta di Kiev. Questo non Sì. so se sì, e anche La Odessa la fanno. ricetta di Kiev che fa Kiev è morte, Kiev. sì. Vabbè, 0292947222 per chiunque volesse dire la vostra, soprattutto come fate la matriciana alla Kiev. 0292947222 invece per i più timidosi 340 670 9659, sempre sul pezzo qua a Radio Libertà. Il peggio del meglio, nemmeno il tempo di dare le nostre coordinate, che il nostro Lorenzo dice che c'è uno dei nostri all'ascolto. Sei sicuro Oppure che è dei qualcuno, nostri? può essere anche un giornalista Un di nostro Repubblica. ascoltatore. Quindi buonasera, chi è e dove chiama? Salve, buon pomeriggio, Antonio da Galatina, provincia di Cesalento. Ciao Antonino. Avete 100 baresi, Brindisino, comunque qua è aperto a tutti voi, siete paesani. Grazie. Grazie. Allora, comunque, grandi scrittori, Ardengo Soffici, Papini, non hanno mai rinnegato il loro passato. E l'ultimo è stato... l'ultimo che ci ha lasciato... che è molto... l'ultimo Perdonami se ti interrompo, l'ultimo che ci ha lasciato è stato proprio l'altro ieri. C'è l'ultimo giornalista che diceva Penny Vendoli. Era Montanelli? No. Sì, bravo, Fontanelli, me l'ha tirato dalla bocca. Beh, non è morto proprio ieri Montanelli. No, l'altro ieri invece è morto Luciano Garibaldi, che appunto a cui oggi hanno fatto i funerali alle 14:45 nella chiesa di Santa Francesca Romana a Milano. Questo è un giornalista che aveva portato alla luce quelli che sono stati tutti le azioni omicidi che hanno portato alla morte di tanti religiosi, di tanta gente appunto giustiziata dalle varie volanti rosse. È stato uno dei primi che ha fatto emergere questo aspetto. Anche l'altro è Domenico Recisi, che ha scritto con Mussolini fino a Piazzale Loreto. E vabbè, quello poi dopo però si è messo a fare anche a portare via pure le salme, perché sì. Domenico Recisi ha fatto anche questa roba, ha preso... Saluto, salve. Grazie. Ecco, vedete, a livello Domenico culturale Recisi, alto. Che a scrivere, sì, e poi dopo ha fatto quella che era un'opera di giustizia terrena, quella di prendere, recuperare la salma e darla ai familiari. Però la salma di lui, quello con l'L maiuscola, che faceva arrivare i treni puntuali in orario. Pensate un po'. No, la nostra Italia, insomma, è piena di queste particolarità. È genio e sregolatezza, dai. Cioè, noi guardiamo, insomma, il sacro, cioè l'impero romano, dove cavolo sono arrivati? Sono arrivati fino in Romania. In Romania, bella. Cioè, in Scozia. E hanno diffuso la civiltà. Ecco, in effetti ritrovarci oggi ad avere dei problemi invece con certa civiltà, che civiltà non è, con certa inciviltà, perché e qua tiro in ballo la mia compagna, la mia signora, che appunto ogni volta mi dice il rosario sacramentando contro quelli che arrivano e vogliono avere solamente diritti. E mia moglie dice: io non ne posso più di vedere questi che scavalcano tutti tranquillamente il tornello della metropolitana. Quelli sono il futuro, ragazzi. Quelli, chi pagherà le nostre pensioni? Intanto pagassero il biglietto dell'ATM, insomma, sì, che costa mica poco, costa 2,20 €. Beppe Sala, dato che lui i mezzi pubblici non li usa. Ma oggi abbiamo le linee caldissime. E diamo voce ai nostri ascoltatori. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao Max da Crema. Ciao Max. Niente, io vorrei dire che abbiamo perso parecchi voti perché siamo troppo bonaccioni. Bravo. Siamo diventati un po' come la DC. Bravo. Perché io vedo Salvini che si fa un culo tanto, poverino, cioè questo qui lavora come un pazzo, c'è da riconoscerlo, però fa sempre il piaccione, fa sempre sai, quello che non vuole offendere nessuno. Io ricordo, prima di tutto, se a parti invertite avessimo avuto noi la Slime in Emilia a fare l'assessore all'ambiente e succede quello che succede, a noi ci è andato dagli sciacalli, ma loro avrebbero fatto molto di più e gli avrebbero detto quello che andava detto, invece noi l'abbiamo fatta passare liscia.
un esempio, quando va dalla signora Papera lì, quella di 8,5, quella siliconata, ecco, gli faceva, lo prendeva in giro in mutande, al tappeto, eccetera. Che è la Ecco, non ci Gruber? voleva La tanto Gruber? a dirgli che Sì. la Gruber, sì, non ci voleva mica tanto a dirgli che lei invece di andare a bere il mojito va a bere lo champagne sul panfilo di magari anche senza mutande, non lo so, ammesso che invece noi siamo bonaccioni, gli diamo i bacioni, un abbraccio, eccetera. La Meloni ha preso un sacco di voti perché quando era all'opposizione cannellava su tutti. Invece noi facciamo quelli troppo corretti, secondo me. Bisogna tornare un po' alle origini e pettare di brutto, tanto al limite non perdi niente. Sì. Saluto, ciao, bella bravissimo. No, ma quello che diciamo noi, non puoi stare al governo cioè la poltrona non è fine a se stessa, tu sei là per cambiare le cose. Io vorrei rifare il verso un po' tipo alla canzone che noi abbiamo messo prima. Signori, si nasce. Non si diventa. No, e noi lo nacquimo. E io Si modestamente dice lo così, nacqui, così diceva Antonio De Curtis, principe di Gerusalemme, detto Totò. Il problema è questo, che in effetti noi siamo molto signori, siamo sicuramente molto educati. Infatti, ma è giusto essere educati, però è ingiusto dimenticarsi di essere incazzati. Io penso che la gente che è andata a votare e ha voluto questo governo è gente incazzata, perché prende legnate sulle mani, sui denti, sul sedere da 20 anni. Federino, noi però il nostro lo facciamo, ripeto, io da tanti anni, tu da qualcuno di meno, però noi siamo qua ogni volta a denunciare e inveire contro certe fetenterie, contro certe schifezze qui in radio, dopodiché ognuno di noi nel suo ambito di lavoro di vita poi fa il resto. Cioè, sì. Io per aver detto una frase che secondo me non era manco, era appropriata, di fare il frocio col culo degli altri, non si offendono. Non lo dite più, ragazzi. Io mi sono preso una condanna, insomma, a me quella condanna è costata parecchi soldi e qualcuno avrebbe sperato che mi costasse anche in termini di privazione della libertà. Forse se mi avessero tolto invece che i soldi un po' di libertà sarebbe stato meglio, mi sarei riposato un pochino, perché poi in fondo nelle patrie galere arrivano soprattutto dall'est e poi anche dal Nord Africa, vengono a commettere reati, perché male che gli va poi è un ricovero al resort di San Vittore o di Regina Coeli, e perché appunto le nostre galere comunque viaggiano al pari degli alberghi di lusso in tutti gli altri posti. Cioè vi assicuro che finire in Francia, in Germania, in galera è molto molto peggio, però l'Europa guarda solo l'Italia. Noi lo raccontiamo sempre quello che accade all'estero, come i conti pubblici. La Francia è sull'orlo del disastro economico, ma si guarda il 3,1 e l'Italia sta sforando con la sinistra, no, vergogna, l'Europa è quello, Nel frattempo negli altri paesi se ne strafregano delle regole, le regole le fanno loro, perché la verità è che è il più forte che fa le regole. Con i trattati internazionali le altre nazioni ci si rinfrescano gli orifizi, cari amici a casa. Ecco, ora mi stanno censurando per quello che ho detto, ma è giusto. Ho detto ci si rinfrescano gli orifizi per non dire, per utilizzare altri francesismi, ma penso che a casa lo sapete benissimo. I nostri ascoltatori oggi stanno dimostrando di essere ben più intelligenti di me, cosa che ho sempre saputo. Rivendico il mio QI sotto la media, ragazzi. Però qualche scemo che dice le cose ci vuole quoziente intellettivo. Ok, ragazzi, qualche scemo che dice le cose ci vuole, e io mi prendo la responsabilità e anche l'orgoglio di essere scemo, grazie. E ce ne assumiamo anche la responsabilità, perché noi appunto per difendere i diritti dei più deboli non abbiamo problemi a metterci contro i potenti o contro certa uffici legali sconfinati e chi ne ha più ne metta, perché sappiate che chi lavora per fregarci come l'Europa, le banche, questi grandi sistemi finanziari non dormono la notte per capire come si fa, ragazzi, ve lo assicuriamo. Questo ve lo assicuriamo, ve lo diciamo da anni che non dormono la notte. Comunque vediamo come andrà a finire anche sta storia prima appunto abbiamo messo la canzone sulle banche. Le banche. Come andrà a finire questa questione appunto delle banche, che sta su tutte le prime pagine dei giornali. Però di questo gruppo che vuole essere sì, una banca milanese, in teoria è un derby milanese. Unicredit è una banca enorme partecipata da grandi fondi speculativi transnazionali. Non a caso
Matteo Salvini è stato attaccato dai le solite giornalistone dicendo Salvini è un ignorante perché Unicredit ha sede in Italia, è una banca italiana. Negativo passo, Salvini ha ragione. Unicredit è una banca partecipata per la gran parte da fondi speculativi stranieri, tra cui BlackRock, la banca proprietaria dell'intera Ucraina, per farvi capire. BlackRock è uno dei fondi speculativi peggiori che esiste al mondo. Si conosce qualche nome di questi che fanno parte Jerry di Fink, se non erro, è l'amministratore delegato di BlackRock, questo fondo speculativo, come un cane che va in giro a sbranare qualsiasi cosa, vanno a ciucciare tutti i soldi da dove possono. Questo è un fondo speculativo, così capiamo il liberismo, il turbocapitalismo, che a me fa tanto schifo sinceramente, perché io ho capito solo una cosa, che questi fanno i liberisti col nostro culo. Questi fanno i disastri, fanno fallire le Man Brothers. Verità, sì. Siamo in fascia protetta, si può dire, quello è sdoganato. Il sedere è sdoganato, perché siamo sempre noi a pagare. Questa è la regola del capitalismo: si privatizzano gli utili e si socializzano le perdite. Ecco perché sono molto scettico. Ecco perché è un modo di sentire abbastanza comune. No, è la verità, caro amico nel Mimmo. privato. Io ho conosciuto la crisi del 2008 chi l'ha pagata? L'ha pagata Lehman Brothers, l'hanno pagata Soros, l'hanno pagata Warren Buffett, o l'abbiamo pagata io e te? No, te lo dico io, vuoi che faccio lo sport? L'abbiamo pagata noi. Warren Buffett, uno dei più grandi speculatori di Wall Street, ha sempre detto: la lotta di classe esiste e l'abbiamo vinta noi, miliardari. Sia ben chiaro, cari amici a casa, questo va avanti. Questi si comprano nazioni, politici, qualsiasi cosa, tutto a un prezzo, e loro se lo comprano. Ecco da dove nasce la lotta, da dove parte questa radio, da dove parte questo movimento politico che si chiama Lega, per dire: non esiste solo questo, non potete comprare tutto. E io vorrei che chi è là a Roma è una città meravigliosa, la dolce vita ti porta piano piano a, come posso dire, a diventare un po' più... Non lo so, Mimmo, tu sei il romano della radio. Io Roma l'ho vissuta da studente, da vacanziere. No, io a Roma ci sono andato un sacco di volte, ma porta da addolcirti, per fare opere di giustizia. Ecco. Opere di giustizia. Porta ad addolcirti Roma, opere no? di difesa dei deboli, dal 2000 e... che cavolo, dal 2012. Io l'ho sempre detto, la capitale dovrebbe essere riportata a Torino, perché a Torino invece non ti addolci. Il clima ti fa diventare ancora più incazzato Torino. Quindi a sto punto... Ma dopo dipende da che parte stai, perché per esempio ci sono i poveretti, i lavoratori che appunto lo pigliano in saccoccia. Io devo ricordare di quella che è l'azione che sta portando avanti il GOIA, il gruppo organizzato indipendente ambulanti di Torino, che si è diffuso un po' in tutta Italia, che ha indetto una manifestazione a cui hanno partecipato diverse centinaia di operatori ambulanti piemontesi. E il GOI appunto aveva raggiunto degli obiettivi, alcuni risultati a Torino, e praticamente glieli stanno rimettendo tutti in discussione. È cambiata la giunta, nel frattempo c'erano i 5 Stelle dell'Appennino, ora c'è un sito che si chiama Lo Russo, che oltre a lottizzare qualsiasi cosa non sta facendo. Torino è riuscito al fatto, lo dicono i torinesi, che Torino fa più schifo di prima, e ci voleva, ha fatto un'opera d'arte questo sindaco, a cui facciamo gli applausi, proprio gli applausi. Non ce l'abbiamo sulla libertà perché costano troppo, non abbiamo gli applausi, questa è una fake news. Christian che ce li metteva gli applausi una volta, ma li abbiamo venduti per... Eccoli, e vai. Ecco, il sindaco Lo Russo di Torino li dedichiamo tutti. Per il sindaco Sala l'abbiamo finiti invece. Col sindaco Sala siamo arrivati alle lacrime. Ecco. Il problema è che a Torino vogliono far arrivare alle lacrime anche gli operatori ambulanti di Torino, perché oltre alle varie leggi alle varie cose che si sono inventate a livello di togliere la tassa giornaliera, togliere alcuni risultati che appunto il GOI aveva raggiunto, adesso vogliono impedire la circolazione dei mezzi, perché li reputano troppo vetusti, troppo vecchi, troppo inquinanti, per cui a Torino vogliono appunto fare la stessa cosa che ha fatto a Milano Sala. A Milano il sindaco Sala impedisce, ma non solo agli ambulanti, anche ai semplici cittadini proprietari di macchine di una certa età, che però appunto c'è una persona anziana che va a fare la spesa o porta il nipotino da una parte all'altra e la usa per pochissimi chilometri a settimana, ma tu gli puoi impedire di usare la macchina? E poi la metropoli più povera del nord, proprio Torino, per ovvi motivi, è una città che fa fatica
non ci prendiamo in giro. Torino non è Milano, quindi appunto la giunta tra l'altro l'aria a Torino è molto più pulita per il fatto che non sotto c'è le più la Alpi Fiat, non ci c'è il vento comunque che soffia su Torino, e mentre poi ci sono su anche meno Milano fabbriche rispetto a una volta. sì, assolutamente, ed è anche molto meno popolata di Milano, quindi questo va detto, non c'è una conurbazione di 6 milioni di abitanti attorno come Milano. Torino appunto comunque è anche una città sicuramente più umile da questo lato qua, Sì. perché una volta c'era un sacco di lavoro. Sì, ora invece la famiglia che ha sempre regnato a Torino le ha tutte sparpagliate in giro, perché appunto gli attivi sono sempre sì, privatizziamo personali. gli utili e socializziamo le perdite. Tanto c'è sempre qualche fenomeno che ti puoi comprare e ti dà pure ragione. Questa è la storia, come cantava uno di noi. noi. Vabbè, insomma. Però ecco, io personalmente sono stanco, ormai comincio ad avere anche una certa età. Noi siamo incazzati. Oh, diciamolo, siamo moderati e non voglio dire cosa. Io sono incazzato da una vita, perché io sono nato incazzato, avevo 14 anni e mezzo quando ho cominciato a esprimere la mia rabbia. Però ripeto, sono arrivato a questa veneranda età e qua non cambia niente se non in peggio. Cioè, ora chi è che si incazza? I marocchini di quello là dell'egiziano, il ragazzino egiziano morto 19 anni, a cui hanno trovato in tasca 2000 euro delle collanine d'oro, perché lui così si manteneva. Mi lascio immaginare dove le prendeva le collanine d'oro. Dove le trovava? Cioè, faceva bene, perché d'altronde l'oro è un bene rifugio. Ecco, però quelli si incazzano. Noi nemmeno quello siamo capaci. Infatti vi voglio anticipare, vi faccio uno scoop. Noi a breve le nostre trasmissioni le faremo per strada. E dato che appunto io sono stanco di venire qua e di passare dal freddo boia che c'è all'esterno, invece a un caldo soffocante che sta qua sotto, le farà Mimmo da solo. Questo è un altro scoop. In strada andremo appunto nei quartieri. Io sarò in studio perché a me non dispiace. Andremo nei quartieri caldi, nelle zone calde, dove appunto spagnoli se ci pagano la trasferta a Napoli, ben volentieri. Sicuri. Qua posso giusto arrivare a Piazza Corvetto e voglio andare appunto a intervistare quelli che sono questi ragazzi che appunto si sono incavolati persi perché appunto uno di loro, commettendo un atto non proprio legale, poveretto, ha perso la vita, insomma. Però appunto voglio andare a sentire le ragioni della loro rabbia. Sì, perché d'altronde questi sono quelli che mi dovranno pagare la pensione. Sì. Io voglio sapere perché sono così arrabbiati, perché cosa hanno da dire, cosa hanno da pretendere loro nei confronti del nostro paese che li ha accolti, e sicuramente li ha accolti molto meglio di quando fui accolto io. Quando arrivai a Milano e avevo solo 4 anni. Da dove venivi? Io arrivo da San Severo in provincia di Foggia e sono approdato appunto nella zona d'Ergano-Bovisa. Io mi ricordo che il primo aggettivo che mi presi fu terrone di merda. Ed era il 1900 Ambarabà? Ambarabà 1. Era il 1960? 61, ecco. 62, 63. Insomma, io mi ricordo che troppi vaffa ho mandato, troppi vaffa ne ho presi e sicuramente non ho ricevuto come lo chiamano, il pocket money. Non già i pocket money, i 12 euro da spendere, la ricarica del telefono. All'epoca c'erano le lire. All'epoca i telefoni, se c'era quello, i gettoni c'era. Io mi ricordo quando appunto chiamavamo al paese, che dovevamo chiamare il centralino che mandava a chiamare i familiari, che a una certa ora venivano a rispondere. Insomma, io appartengo all'epoca in cui c'erano i treni di terza classe con il supplemento rapido, e le panche di legno, che ogni scompartimento aveva la sua che non c'era l'alta velocità all'epoca. Sì, molto lentamente però arrivavano. Pensate un po', invece ragazzi. con Landini, che ogni 2 per testa fa uno sciopero, guarda caso lo organizza sempre il venerdì. Sì, così ti fa la settimana lunga la facciazza di tutti quegli scemi che vorrebbero tornare al lavoro. E chi sono? Sono le donne. Poi fanno la giornata contro la violenza sulle donne, lasciano le donne per strada, lasciano le donne senza poter tornare a casa, le donne che vanno a fare le infermiere, le badanti, le donne che fanno lavori fondamentali per la comunità, e poi non si possono nemmeno ritirare. Le mamme, le nonne, le sorelle. Sì. Io ci ho compresa la mia ragazza, che è stata colpita più e più volte da questi scioperi
che non servono a niente. Purtroppo mi dispiace dirlo, il No. fine settimana così serve solo a far fare la fine settimana lunga a soprattutto qualcuno. se sono fatti dopo 10 anni di silenzio, Sì, insomma. sì. Però mi sembra che siamo arrivati al termine del nostro tempo. Sì, beh, come al solito il tempo è tiranno o tirano, come amano dire in Albania. Sì, no, questo è il nostro regista è piaciuta la battuta, mi fa piacere che almeno uno alle mie battute idiota rida. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per l'ascolto. Occhio agli incidenti in banca che sono molto comuni, alla fine i soldi meglio tenerli sotto il materasso. Signori di Bari Vecchi, continuate a fare le orecchiette stracinate a mano, comprate le orecchiette, buone. oppure le nocelle come russe che stanno investendo nelle nocelle e 4 nocelle gliel'hanno mandate. Fate attenzione alle nocelle che ultimamente sono anche raddoppiate di prezzo. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato tutta una serie di messaggi interessanti, che oggi sono stati un po' meno interessanti e un po' più idioti perché c'ero io. Comunque, detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, vi invitiamo a restare sempre qua su Radio Libertà e ci ritroviamo qua venerdì per la consueta trasmissione consacrata alla sicurezza. Grazie a tutti, buona serata. Ciao!